TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Via del Mare, sarà necessario attendere ottobre per il progetto definitivo. Questo perché il consorzio SIS ha richiesto un'ulteriore proroga della durata di 2 mesi e mezzo. A gennaio era stato firmato il contratto tra il consorzio medesimo e la regione ed era stato annunciato il progetto definitivo per fine maggio. Successivamente, però, è stato richiesto e ottenuto un rinvio fino alla fine di luglio e adesso è stato chiesto un prolungamento ulteriore concesso dalla regione. Alla base delle motivazioni ci sarebbe la necessità di migliorare il progetto, che era stato realizzato in fase preliminare 10 anni or sono. Parliamo di sanità, malattie infettive. Per quanto riguarda il Covid, se nel territorio dell'ULSS 3 la situazione attuale non sembrerebbe particolarmente preoccupante, con 4 persone ricoverate delle quali una in terapia intensiva, nell'ULSS 4 invece sono 73 i ricoveri, 3 in terapia intensiva. Portogruaro attualmente è la sede con più ricoveri in Veneto. Quanto alle infezioni da punture di insetti, specialmente le zanzare, oltre al caso di Spinea in cui una signora di 70 anni è deceduta con il sospetto di aver contratto il virus dalla zanzara tigre, con riferimento a quest'estate sono stati rilevati 3 casi di West Nile, uno a Campagna Lupia e 2 a Cavartere. L'economia. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo sull'andamento delle imprese, le esportazioni e importazioni hanno registrato un calo nel primo trimestre dell'anno. Infatti nei primi 3 mesi del 2024 il saldo import-export risulta negativo per 698 milioni di euro, ma ben differente rispetto al primo trimestre dello scorso anno, quando il dato segnava meno 1.333 milioni. Da tenere conto che questi dati risentono della situazione critica del quadro politico internazionale, oltre al fatto che, secondo gli analisti, la riduzione delle importazioni è collegata all'aggiornamento dei costi dei beni energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, oltre all'andamento dell'inflazione a livello globale. Cambiamo decisamente argomento. Rivaloli, il festival dei colori più famoso d'Italia. Oggi infatti, 1 agosto, il format dei record approda alla prima edizione del Sottomarina Sound Beat, organizzato dalla città di Chioggia e da 2 punti eventi. In riva al mare al Marina Beach Life, dalle ore 18 alle 23:30 si balla tra le note della selezione musicale dei DJ Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi, Andrea Martini e Kevin Guttoni, alternati dai countdown vocali di Muva e Mario Scognamiglio per ritmare i lanci delle polverine multicolor. Tutto questo per un alto impatto scenografico adatto a tutti, grandi e piccini. L'ingresso è gratuito. Questo è un anno importante per Lolly, il Festival dei Colori, perché celebra i 10 anni di vita con il nuovo 10 Years Anniversary Summer Tour. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.